7 patteggiamenti e un rinvio al dibattimento con rito abbreviato. Si è chiuso così il processo per direttissima a carico degli 8 arrestati per l'assalto al treno dei tifosi del Venezia nella stazione di Basiliano. Si tratta di 6 tifosi del Salisburgo gemellati con gli udinesi, tutti austriaci, uno di origini bosniache, un albanese e un italiano di origine senegalese, residenti ad Udine. Gli 8, di età compresa tra i 20 e i 48 anni, sono comparsi davanti al giudice Matteo Carlisi per rispondere tutti di blocco ferroviario con interruzione di pubblico servizio, rissa aggravata e utilizzo di materiale pirotecnico allo stadio. Contestata al solo ragazzo bosniaco anche la resistenza pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno una agente di polizia di Venezia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i 6 residenti in Austria e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i 2 di Udine. A quel punto l'avvocato Giovanni Adami ha proposto di definire la posizione dei suoi 7 assistiti, proponendo il patteggiamento concordato con il pubblico ministero Andrea Gondolo. L'avvocato difensore del giovane di origini senegalesi, Francesco Sorrentino, ha deciso invece di non avvalersi di questa possibilità. Le pene applicate dal giudice Carlisi, tutte con la concessione della sospensiva, sono di 2 anni al ragazzo bosniaco, 1 anno e 8 mesi ai 5 tifosi del Salisburgo e 1 anno e 10 mesi al tifoso albanese, quest'ultimo 2 mesi in più per aver utilizzato una cinghia per colpire i sostenitori del Venezia nell'assalto. Il 17 febbraio prossimo tornerà in aula soltanto il 20enne italo-senegalese per il dibattimento con rito abbreviato. Per lui disposta la misura della custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico e possibilità di allontanarsi da casa in attesa del giudizio soltanto per andare a scuola. Per gli 8 è stato anche disposto il DASPO per la durata di 5 anni. Tutta la vicenda è stata inquadrata come una vendetta dei tifosi dell'Udinese per l'assalto subito da alcuni di loro il 30 ottobre del 2024 a Venezia da parte degli ultras lagunari. Sabato scorso gli austriaci erano venuti ad Udine per festeggiare i 25 anni di gemellaggio con i bianconeri. Poi tutto è degenerato nei gravi fatti del post partita. Le indagini ora proseguono per identificare gli altri partecipanti all'assalto, che sarebbero in tutto tra i 40 e i 60.